quanto è attuale il richiamo di Papa Francesco? La scelta di questo argomento è quotidiana, è attualissima e credo valga per tutti come interesse e forma di sensibilizzazione. Credo che il tema centrale sia fondamentalmente quello del rispetto della persona, della verità, della ricerca della verità sulle notizie. Poi un giornalista alle volte ci arriva, alle volte no, ma con la buona fede e l'onestà intellettuale questo può essere fatto, perché se non c'è, diciamo, la fondatezza della notizia e su quella puoi costruire eventualmente delle legittime opinioni, non ci può essere un'informazione corretta. E lo stesso Papa Francesco che ha rivoluzionato il metodo di comunicare. Dalle community alle comunità, tema quanto mai attuale sollevato da Papa Francesco che propone una riqualificazione umana prima ancora che professionale. In che modo attuarla oggi? Attraverso una custodia delle relazioni. La comunità si costituisce attraverso la relazione e nella relazione avviene la creazione della comunità umana alla quale il cristiano può dare un contributo forte perché fonda la relazione su un dono che è il dono dell'amore di Dio, che crea la relazione, che fa la relazione. Quindi il compito è quello al quale il Papa ci invita nella lettera, che è molto avanti, è molto, molto bella, vale la pena di essere condivisa davvero, è quello di custodire la relazione nelle comunità, nella rete, fuori dalla rete, ma soprattutto, e questa è la cosa importante, nella rete, non fuori dalla rete. L'errore più grave sarebbe quello di estraniarsi dalla vita reale, e questo lo dice il Papa nel messaggio, lo si fa chiudendosi nella rete, cioè la rete che diventa, è bella questa metafora, che diventa una maglia che imbriglia e non una rete che unisce ed è aperta. La rete è aperta, se no non è una rete come quella dei pescatori, ma diventa un telone e un telo fa solo resistenza, blocca la nave, no? Invece la nave della vita, la nave della Chiesa riesce a fare il suo lavoro se getta non teloni di plastica, ma getta reti che hanno la possibilità di liberare l'uomo, diventano liberanti e non bloccanti o estranianti.